Amen. Amen. Bene, se volete aprire le vostre Bibbie, vi chiedo di aprirle nel libro del profeta Ageo. Se non sapevi chi c'è un tale Ageo nella Bibbia, oggi lo scoprirai perché leggeremo quasi tutto il libro di Ageo. L'altro giorno ho detto all'Andrea: predicherò su tutto un libro della Bibbia questo sabato. E lei ha pensato: mamma mia, sarà una predicazione di 5 ore, tutto un libro della Bibbia, no? Il libro di Ageo ha 2 capitoli, non preoccupatevi. Ma non predicherò su tutto il libro, ma sicuramente su diversi passi leggeremo tutto il capitolo 1, alcuni versetti del capitolo 2. La predicazione di oggi è una cosiddetta predicazione espositiva, dove esporremo il testo, ma la mia preghiera è che questo testo non possa soltanto darvi informazioni in più su ciò che ha profetizzato Ageo, quanto più che altro possa trovare un'applicazione pratica nella vostra vita, nel vostro cuore. Il profeta Ageo è un profeta che ha profetizzato in un periodo molto breve. Il suo libro occupa uno spazio di 4 mesi. Tutte le profezie di Ageo sono datate nel suo libro, è molto particolare, è unico in realtà nel suo genere all'interno dei profeti biblici. Lui ogni profezia che faceva la datava, il primo giorno del 6° mese del 2° anno dell'impero del re Dario. Ogni profezia è datata. E Ageo profetizza in un periodo di 4 mesi, questa è la durata del suo libro, ma il momento in cui Ageo profetizza è un momento molto importante per la storia del popolo di Giuda, del popolo di Israele, perché è avvenuto in passato che il regno di Giuda è stato deportato in esilio, è stato conquistato da un impero, l'impero dei Babilonesi, e i babilonesi hanno portato in esilio il regno di Giuda, tutto il popolo di Dio. E non solo questo, hanno conquistato la città di Gerusalemme, hanno distrutto le mura, hanno distrutto il tempio di Gerusalemme, il tempio di Salomone, che era un tempio meraviglioso, costruito in gran parte d'oro, era molto sfarzoso. I babilonesi hanno distrutto tutto quello che si poteva distruggere, poi hanno preso il popolo e lo hanno portato in esilio a Babilonia. È un esilio che è durato 70 anni. Dopo 70 anni l'impero persiano è arrivato e ha sconfitto i babilonesi. E il re di Persia ha permesso a ogni popolo che era stato preso in schiavitù dai babilonesi di tornare al suo paese di origine. Quindi ha parlato col popolo di Israele, ha detto: se voi volete tornare a Gerusalemme, potete tornare. E molti giudei, sotto il governo di un certo Zorobabele, guidati da un sommo sacerdote, sono tornati a Gerusalemme. E quando sono tornati hanno cominciato a ricostruire il Tempio. Soltanto che le difficoltà, popoli che si opponevano, difficoltà di tanto tipo, hanno fatto desistere il popolo di Israele da ricostruire il Tempio di Dio. E è proprio in questo momento che Dio ha innalzato il profeta Ageo. Ha detto: Ageo, il mio popolo si è fermato di ricostruire la mia casa, si è fermato di ricostruire il mio Tempio. C'è bisogno che tu porti la mia parola e che tu li esorti, li spingi a ricostruire il Tempio, a riprendere la costruzione della mia casa, della casa di Dio. E è di questo che ci parla il libro del profeta Ageo. Come noi possiamo distinguere questo nella nostra vita? È chiaro che oggi io non voglio convincervi a costruire un tempio, no?
non sono un agente immobiliare, non voglio che diventiate muratori e cominciate a mettere mattone sopra mattone per costruire un tempio a Dio. Il tempio di cui oggi noi possiamo parlare è un altro tempio. Il diacono Stefano in Atti al capitolo 7, facendo un bellissimo sermone, ha lasciato molto chiaro che Dio non abita più in templi costruiti da mani d'uomo. Dio abita nel nostro cuore. L'Apostolo Paolo ci dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Quindi questo tempio che c'è da ricostruire è un tempio che abita dentro di noi. E è di questo che voglio parlarvi un po' questa sera attraverso le parole di Ageo. Ageo capitolo 1 versetto 1. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Voglio fermarmi un attimo per capire questo versetto qua. Dio ha chiamato Ageo, il suo profeta, e gli ha detto: Ageo, bisogna ricostruire il tempio. Si sono fermati da ricostruirlo, c'è bisogno di andare avanti. Allora fai così, io ti do una parola e tu devi andare da Zorobabele, che è il governatore di Giuda, e da Giosuè, che è il sommo sacerdote del mio popolo, e andare da loro a riferire le mie parole. Fratelli, questo versetto ci lascia capire una cosa. Perché Ageo è andato a parlare con Zorobabele e con Giosuè? Perché Ageo non è andato a parlare con un uomo qualsiasi di Giuda? Perché non è andato a parlare con un commerciante, con un costruttore? C'è da ricostruire il tempio, poteva andare a parlare con un costruttore, con un ingegnere, un geometra. Perché Ageo è andato a parlare con Zorobabele, col governatore di Giuda, col sommo sacerdote? Perché chi poteva decidere il tempio erano loro, il capo del popolo. Ageo non poteva semplicemente andare da qualsiasi persona per fare questo, perché la ricostruzione del tempio era una loro responsabilità. Il popolo di Israele in quel momento era una loro responsabilità. Fratelli, con questo noi possiamo intendere una cosa: che quando noi sentiamo una parola, la parola di questa sera, una qualsiasi altra parola, se noi la stiamo sentendo è perché quella parola è per noi, è perché noi siamo responsabili di ciò che appartiene alla nostra vita. È perché se c'è qualcosa da cambiare nella nostra vita, siamo noi i responsabili che la devono cambiare. Non può essere il mio fratello, non può essere la mia sorella, non può essere il mio padrone di casa o mia mamma. Siamo noi i responsabili per la nostra vita. Loro erano i responsabili per il popolo di Israele e Dio ha fatto sì che a loro arrivasse la parola. Ma quando Dio parla da un pulpito, è con noi che sta parlando, è con ognuno di noi, con noi che siamo responsabili della nostra famiglia, con noi che siamo responsabili della nostra casa, con noi che siamo responsabili della nostra vita, con noi che siamo responsabili del nostro tempio dello Spirito Santo. Molte persone vengono in chiesa, sentono una parola e pensano: ah, questa parola è perfetta per quel fratello dall'altra parte della chiesa. Speriamo che Dio stia parlando con lui. Ma Dio non vuole parlare con lui. Se Dio ha dato questa parola è perché vuole parlare con te e con me. È con noi che Dio vuole parlare, perché noi siamo responsabili di ricostruire un tempio nella nostra vita. La Bibbia, quando noi apriamo la Bibbia, con chi pensate che la Bibbia vuole parlare? Dio ha scritto la Bibbia per se stesso? No, Dio ha fatto sì che la Bibbia arrivasse a noi per noi. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, ci insegna che cos'è la Bibbia, ci spiega qual è il senso della Bibbia nelle nostre vite. Ci dice: ogni scrittura, la Bibbia è ispirata da Dio ed è utile a insegnare,
esortare, a correggere, a portare alla giustizia, educare alla giustizia. Di questi 4 qualità che ha la Bibbia, 3 sono qualità di riprensione, qualità di correzione, di esortare. E la Bibbia non è stata scritta per il fratello che c'è dall'altra parte della chiesa o per quello che oggi non è venuto. La Bibbia è stata scritta per te e per me. E ogni parola della Bibbia, quando Dio parla, è per correggerci, è per riprenderci, è per esortarci, è per dirci c'è una casa da ricostruire e è tua la responsabilità di farlo. Non è di quell'altra persona che un giorno leggerà questo passo, no, è tua la responsabilità. Noi siamo i responsabili per il nostro tempio. Tu sei responsabile per la tua casa. Tu sei responsabile e nessun altro prenderà questa responsabilità. Dio ha innalzato te perché è te che vuole usarsi affinché tu possa ricostruire il tempio dello Spirito Santo. Fratelli, perché questa parola abbia effetto, ho messo un titolo alla parola di oggi. Puoi leggerlo con me. Voglio vivere la seconda casa. Più forte. Voglio vivere la seconda casa. Questo titolo che ho voluto dare a questa parola non è un titolo soltanto per dare un'indicazione di che cosa si parla questa sera. Questo deve essere un qualcosa che noi dobbiamo interiorizzare. Perché se noi non vogliamo vivere la seconda casa, niente di quello che questa sera dirò potrà esserti utile. Lo Spirito Santo magari è anche qua che cerca di convincerti, ma se tu non vuoi vivere la seconda casa, l'azione dello Spirito Santo sarà assolutamente inefficace sulla tua vita. Quello che tu devi volere è voler vivere veramente questa seconda casa. Oggi sono qua con noi alcuni fratelli, Jamerson, Valdir, con le loro famiglie, che ho avuto il piacere di conoscere la settimana scorsa. Come molti di voi già sanno, sono diventato un leggendario, anche grazie all'esortazione di Paolo, che mi ha convinto a prendere questa strada. E sapete, io sono andato in questo leggendario, no? Senza nessuna aspettativa. Mi ricordo, siamo andati un giorno a cena a casa di Paolo e Paolo mi ha chiesto: cosa ne pensi dei leggendari? Io avevo quasi paura di dare una risposta sbagliata in quel momento, no? Ho detto, se rispondo male come lui non vuole, mi sa che non lo vedo più in chiesa. Ma ho risposto molto sinceramente, ho detto: guarda, io non so cosa ne penso, perché non conosco questo movimento e veramente non sapevo che cosa aspettarmi quando sono andato la settimana scorsa. Però ho detto a Dio, io sono qua, non so che cosa mi aspetterà, non so se un lupo, un orso mi mangerà durante questi 3 giorni, ma quello che voglio fare è vivere appieno questa esperienza. A partire dal momento che io sono partito con questa convinzione, voglio vivere. Lo Spirito Santo penso che abbia cominciato a retribuire questo desiderio, e io ho scritto sul gruppo degli uomini in questa settimana: non ho mai vissuto nella mia vita cristiana 3 giorni di trasformazione come quelli che ho vissuto la settimana scorsa. Mi sono convertito di nuovo, secondo me. È stato qualcosa di... Non voglio essere un ambasciatore dei Leggendarios, ma veramente ognuno di noi uomini della Chiesa una volta nella vita deve provare questa esperienza, perché è qualcosa che ti cambia. È impossibile andare là e tornare uguale a come se ci è andati. Quindi se volete iscrivervi, ci sarà un altro appuntamento a fine mese. Il mio consiglio più vero, più sincero è quello di andare, ma è quello di andare con questa intenzione, con questo desiderio: voglio vivere.
E così allo stesso modo, se noi vogliamo vivere una ricostruzione del Tempio, dello Spirito Santo dentro di noi, se noi vogliamo veramente, allora le cose si possono cominciare a cambiare. Ma se noi non vogliamo, nessuna parola, nessuna preghiera, nessun agire dello Spirito potrà mai fare niente nei nostri cuori. Versetto 2, così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Sentite quello che il popolo di Israele diceva come scusa per non ricostruire la casa. Dicevano: non è ancora venuto il tempo per ricostruire il Tempio, non è ancora il momento di fare questo, non c'è bisogno, pensiamo prima a fare altre cose. Fratelli, quando è secondo voi il tempo di ricostruire il Tempio dello Spirito Santo? Quando è il Tempio? Il tempo è dopo. Bisogna aspettare. Dio si sta lamentando col suo popolo perché trovava scuse per non fare questo. L'altro giorno ho chiesto a un fratello di fare una cosa e questa persona mi ha detto: adesso non posso perché sono in ferie. E ho pensato: va bene, sei in ferie, ma quando sarai al lavoro sarai al lavoro, quando sei in ferie sei in ferie. Quando è allora il momento buono per fare questa cosa? Ognuno di noi riesce a trovare tante scuse per non fare la volontà di Dio. Ognuno di noi riesce a trovare tante scuse, mette tante scuse davanti per non cominciare a impegnarsi nella vita spirituale. Alcuni dicono: sono troppo giovane per farlo, è meglio aspettare, non è il momento, devo aspettare qualche anno per cominciare a impegnarmi. Altri dicono: sono troppo occupato, ho troppo lavoro. Altri dicono: no, sono troppo stanco, magari aspetto domani. Ognuno di noi mette tante scuse per cominciare a vivere qualcosa di nuovo. Ma dobbiamo smetterla di dare scuse. Dobbiamo smetterla di dare scuse. Quando è il momento buono per cominciare a vivere qualcosa di nuovo con Dio, è adesso il momento buono. A me fa impazzire la storia del re Ezechia. Ezechia è diventato re molto giovane e in quel tempo la casa di Dio, il Tempio, era pieno di idoli pagani perché i re prima di lui avevano fatto tante cose brutte, ma c'è scritto nella Bibbia che il primo mese del primo anno del re Ezechia lui ha fatto una pulizia del Tempio. Lui non ha aspettato la settimana dopo, non ha aspettato qualche anno dopo, non ha detto vediamo come vanno le cose. No, appena è diventato re, nel primo mese del primo anno, lui ha cominciato a fare una pulizia del Tempio, ha cominciato a ricostruire il vero culto a Dio. E noi, fratelli, troviamo tante scuse per posticipare qualcosa di nuovo nella nostra vita spirituale. Troviamo tante scuse per posticipare l'abbandonare i vizi che abbiamo. Troviamo tante scuse per posticipare il ricongiungimento con nostra moglie, con nostro marito, con i nostri figli, con i nostri genitori. Magari lo facciamo dopo, magari il mese prossimo starò più tranquillo. Troviamo tante scuse davanti a noi, ma la parola di Dio ci lascia chiaro: oggi è il momento. Oggi è il momento. Ebrei 3:15: se oggi sentite la voce di Dio, non indurite i vostri cuori. È oggi il momento per cominciare a vivere qualcosa di nuovo. Non possiamo continuare a posticipare. E quello di cui stiamo parlando è il Tempio di Dio. Siamo noi, è quello che noi viviamo dentro di noi, ma anche la nostra carne. Fratelli, molto spesso si parla dei tatuaggi, no? In chiesa. Si possono fare tatuaggi, non si possono fare tatuaggi. Io non voglio offendere né la dottrina né la teologia di ognuno di voi qua dentro. La mia idea riguardo ai tatuaggi è che per me non è un peccato fare tatuaggi. È chiaro, dipende dal tatuaggio che si fa, no? Però io non lo farei mai. E questo
Perché? Perché per me il fare un tatuaggio potrebbe portare un altro cristiano a essere scandalizzato. Questo è il motivo per cui io invito a non fare tatuaggi, per non portare scandalo alle altre persone. Ma il tatuaggio in sé per me non è un peccato. Il piercing in sé per me non è un peccato. Ci sono persone che dicono: no, non puoi farti il tatuaggio perché rovini il Tempio dello Spirito Santo. Non puoi farti il piercing perché rovini il Tempio dello Spirito Santo. Fratelli, ci sono cose che rovinano il Tempio dello Spirito Santo molto più di un tatuaggio, molto più di un piercing. Io spero, ancora, sono sincero, ancora non ho la morale per predicare su questo, ma da qualche settimana prima di partire per questo Legendarius, non sapendo cosa aspettarmi, ho cominciato ad andare a camminare tutte le mattine, avere 1.5 ore di camminata ogni giorno. Sono tornato da questo Legendarius, faccio 50 flessioni ogni mattina, sempre vado a camminare, e ho imparato quanto è importante prendersi cura del nostro corpo. E ho smesso di bere bibite gasate, anche acqua gasata. Non che sia un peccato, forse non sto dicendo che non le berrò mai più, ma voglio prendermi più cura del mio corpo. Oggi dico non ho ancora la morale per parlare di questo, perché la bilancia o è rotta o è contro di me, non lo so. Penso che già mi conosce, quando mi avvicino mette il solito peso della settimana scorsa. Non so come sia possibile per tutto quello che ho sudato in questi giorni, ma spero che presto possano vedersi i risultati di questo sforzo. E è importante che noi prendiamo cura del Tempio dello Spirito Santo, ma non è soltanto la parte esterna, più di tutto è la parte interna, è la parte della preghiera, è la parte della lettura della parola, è la parte del digiuno, è la parte dell'adorazione, è il compromesso con Dio nel decimare. Tutto questo fa parte del nostro Tempio dello Spirito Santo, e noi posticipiamo tanto queste cose, come posticipiamo la camminata della mattina. Diciamo: no dai, comincerò domani a camminare, oggi c'è brutto tempo. Allo stesso modo posticipiamo il momento di preghiera con Dio. Oggi sono stanco, è meglio che prego domani mattina. Poi domani mattina sei stanco, non c'hai tempo prima di andare a lavorare, aspetti il pomeriggio non c'hai voglia, e continuiamo a posticipare, a mettere scuse davanti a noi. E questo in ogni disciplina spirituale. C'è chi vuole cominciare a decimare, ma pensa: questo mese non riuscirò a decimare perché non ho abbastanza soldi per arrivare a fine mese. E il mese dopo uguale, finché non cominciamo a vivere una disciplina cristiana, una disciplina spirituale, noi continueremo a rimandare. Ma quello che Dio vuole è che noi ricostruiamo il nostro Tempio, Tanti di noi hanno un tempio rotto e non stanno facendo niente per ricostruirlo. Tanti di noi hanno un tempio che un giorno è stato un tempio come quello di Salomone, meraviglioso, splendente. Tanti di noi passavano tempo di intimità con Dio, pregando, facevano devozionali, leggevano la Bibbia, digiunavano, avevano momenti di comunione con la famiglia, e oggi non stanno più vivendo questo. Un giorno era un tempio di Salomone, oggi è un tempio in rovina. Tanti di noi erano predicatori della parola e oggi non stanno più facendo questo. O forse un tempo pregavano con potenza e oggi non riescono a vivere quella potenza che un giorno hanno vissuto. Tanti di noi erano usati con doni spirituali e oggi non lo sono più, ma stanno rimandando questa vita di gloria con Dio, stanno rimandando la ricostruzione del loro tempio. Fratelli, non è più ora di aspettare. Lo Spirito Santo oggi ci porta un ageo per dirci: è tempo di ricostruzione, è tempo di tornare a vivere momenti di gloria alla presenza di Dio, essere usati da Lui, vivere momenti di intimità con Lui, portare un vero culto dove noi andiamo.
Versetto 3. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è ancora in rovina? Come possiamo vedere da questi versetti, le persone del popolo di Israele stavano rimandando la costruzione del tempio, però c'era una cosa che loro non rimandavano: abbellire le loro case. Qui, fratelli, non stiamo parlando di mancanza di tempo, stiamo parlando di mancanza di priorità. Il motivo per il quale il popolo di Israele non stava ricostruendo il tempio non è perché non avevano tempo per farlo, perché non avevano risorse per farlo. Non lo stavano ricostruendo perché avevano messo altre priorità. Pensavano ad abbellire, a decorare le loro case e mettevano in secondo piano Dio. E questo è quello che tanti di noi ancora oggi fanno. Tanti di noi pensano a se stessi, ma non pensano più alla loro vita con Dio. Pensano ad abbellire la propria vita, la propria casa, pensano a crescere in vari ambiti della propria vita, ma lasciano da parte Dio. Ho predicato qualche settimana fa su Maria, quella donna che ha versato l'olio profumato, olio costoso, sui piedi di Gesù. E una reazione che noi troviamo in questo testo è la reazione degli apostoli che erano lì con lei. Questi apostoli si sono arrabbiati, hanno detto: ma perché hai versato quest'olio sui piedi di Gesù? Potevamo venderlo e donarlo ai poveri. Sai quanto bene che avremmo fatto? Fratelli, pensate che cosa incredibile che questi apostoli hanno detto. Per gli altri, sì. Per donarlo ai poveri, sì. Ma se è per Gesù, no. Se è per Gesù, lascia stare. È meglio che non lo versi ai suoi piedi. È meglio che non adori Lui. E questo è quello che anche noi tante volte viviamo. Pensiamo al bene nostro, pensiamo alla crescita materiale, pensiamo a far star bene le persone intorno a noi, ma Gesù è passato in secondo piano nelle nostre vite. E finché Gesù sarà in secondo piano, il Tempio non sarà mai ricostruito. Perché il nostro fratello Raffaele mi ha mandato un video, un podcast qualche settimana fa del pastore Telmo Martinello. Molti di voi lo conoscono, è stato qua l'anno scorso. E questo pastore ha detto una cosa meravigliosa secondo me, ma che deve essere intesa molto bene. Ha detto che una volta si è trovato in una conferenza e in questa conferenza, che ministrava la conferenza, stava facendo una lista di priorità della nostra vita. Quale deve essere la lista della priorità della nostra vita? E al primo posto questo pastore ha detto: al primo posto nella lista delle nostre priorità c'è la famiglia. La famiglia deve essere al primo posto. E al secondo posto deve esserci il nostro lavoro. E al terzo posto deve esserci il nostro ministero. E tutti quanti ci sono rimasti un po' straniti, no? Perché hanno detto: ma la famiglia e il lavoro e il ministero, ma Dio? Non dovrebbe essere Dio al primo posto della nostra vita? Questo pastore ha detto: Dio non è al primo posto della lista, perché Dio è la lista. E questo è veramente qualcosa di meraviglioso che è stato detto, un insegnamento meraviglioso per tutti quanti noi. Però dobbiamo intendere molto bene che cosa significa questo. Perché se una persona ha una famiglia meravigliosa, ha una casa meravigliosa a cui tiene bene, ha relazioni meravigliose con la moglie, col marito, con i figli, con i genitori, ma Dio, Gesù, non è in questa famiglia non è è fuori da questa lista. Perché Dio non è nella famiglia, perché Gesù non è nella famiglia. Se una persona ha il lavoro dei suoi sogni e nel lavoro si comporta bene, è diligente, arriva in orario, lavora per 2 o 3 persone, ma non porta Gesù all'interno del suo luogo di lavoro, la lista è sbagliata. Se qualcuno vive una vita ministeriale di potenza,
ma la vive soltanto pensando a se stesso, alla crescita ministeriale, senza mettere Gesù al primo posto del suo ministero, se non mette Gesù nel suo ministero, sta vivendo fuori da questa lista di priorità. Io avevo una grande compagnia di amici una volta, eravamo amici per la pelle, fratelli, ci aiutavamo, facevamo tutto insieme, eravamo veramente come una famiglia, eravamo veramente uniti, ma Gesù non era in mezzo a noi e questo non glorificava Dio. Se il tuo ministero può essere un ministero di successo ma non glorifica Dio, non serve a niente. Se il tuo lavoro è un lavoro di successo in cui ti comporti bene ma non glorifica Dio, non serve a niente. Se non porti Dio, Gesù nel tuo lavoro, se non parli di Lui, se non preghi finché lavori, se non ti comporti secondo ciò che la Bibbia insegna, non serve a niente. Se non porti Gesù nella tua famiglia, se non preghi prima di mettere i tuoi figli a dormire o a tavola, se non ringrazi il Signore per quello che fa ogni giorno, non serve a niente. Puoi avere la famiglia dei sogni, puoi prenderti cura di lei, ma sarà una famiglia che non glorifica Dio e quindi Dio non sarà più nella priorità. Fratelli, tanti di noi stanno mettendo il proprio ego davanti a Dio e Gesù, Dio, è venuto in secondo piano. Dal versetto 5 in avanti: ora così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto, avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete su come vi state comportando. Salite nella regione montuosa, portate della legna, ricostruite il tempio. Io me ne compiacerò e sarò glorificato. Voi vi aspettavate molto ed ecco che c'è poco. Ciò che avete portato in casa l'ho soffiato via. Perché? A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà da fare soltanto per le proprie cose. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle vostre mani. Quando Dio aveva dato la legge al popolo di Israele, ancora in Deuteronomio, lui aveva detto così: se voi seguite la legge, se vi avvicinate a me, vi darò delle benedizioni. Se voi non seguite la legge, ci saranno delle maledizioni sulla vostra vita. Molte maledizioni che noi leggiamo in Deuteronomio 28, le ritroviamo in questa lista di maledizioni che Dio ha messo sul popolo di Israele. Perché sta dicendo: voi state coltivando, ma non raccogliete molto. Voi vi state coprendo, ma sentite freddo. E questo perché? Perché la casa di Dio è ancora in rovina. Con questo non sto dicendo che noi siamo maledetti, che noi non raccogliamo, che riceviamo uno stipendio e ne riceviamo meno di quello che dovremmo. Non sto parlando di questo. Quello di cui si sta parlando qua il profeta è insoddisfazione, perché senza Gesù la nostra vita non sarà mai pienamente soddisfatta. Noi lavoreremo, noi guadagneremo, ma non saremo completi. Noi ci copriremo, costruiremo belle case, ma sempre queste case saranno vuote. L'unico modo per riempire questo buco che c'è nella nostra vita è Gesù. Ho visto in questi anni molte persone insoddisfatte e persone che cercavano di riempire questo buco in ogni modo possibile. Alcuni cercavano di riempirlo con i vizi, con l'alcol, con la droga. Io sono uno di questi e ce ne sono altri qua come me. Alcuni cercano di riempirlo con l'adulterio, con la prostituzione, con la pornografia.
Alcuni cercano di riempire questo vuoto, cercando successo personale, cercando di crescere nel lavoro, anche nel ministero, ma senza mai essere pienamente soddisfatti. Perché finché la casa di Gesù non è completamente restaurata dentro di noi sempre saremo insoddisfatti. Noi sempre vivremo un senso di vuoto nelle nostre vite. E questo vuoto, l'unico che può riempirlo è Gesù. E tutto il resto sono solo piaceri temporanei che però prima o poi svanieranno. Gesù può dare un senso e può dare completezza vera alla vita di ognuno di noi. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiele, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, governatore di Giuda, lo spirito di Giosuè, sommo sacerdote, lo spirito di tutto il popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare alla casa del Signore degli eserciti, il 24° giorno del 6° mese del 2° anno del re Dario. Fratelli, in Matteo capitolo 7 Gesù ci dice una cosa: chi costruisce la sua casa sulla roccia è quella persona che è in grado di ascoltare la parola di Dio e di metterla in pratica. E la casa costruita su una roccia, dice Gesù, è una casa che è indistruttibile. Potranno venire i venti, può venire la tempesta, possono venire le piene dei fiumi, quella casa non si smuoverà. Sapete perché non si smuoverà? Ce l'ha detto qua Ageo: perché Dio è con noi. Chi ascolta le parole, le mette in pratica, così come Zorobabele ha fatto, come Giosuè ha fatto, Dio ha una parola per lui: io sono con voi. Al versetto 14 abbiamo letto: il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, lo spirito di Giosuè, lo spirito di tutto il popolo. Molte volte in chiesa parliamo di risveglio. Questo testo biblico ci fa intendere qualcosa di importante sul risveglio della chiesa. Se noi vogliamo vivere veramente un risveglio, allora lo Spirito Santo deve ritornare a avere una casa dentro di noi. Finché noi non abbiamo una casa di Dio ricostruita, non ci sarà risveglio. Ma a partire dal momento che noi vogliamo vivere una ricostruzione del Tempio dello Spirito Santo, lì cominceremo a vivere questo risveglio. Quando noi ritorneremo a pregare perché desideriamo vivere la comunione con Dio, lì cominceremo a vivere questo risveglio. Quando noi ritorneremo a leggere la Bibbia perché desideriamo essere confrontati dalla parola di Dio, che ci può esortare, che ci può correggere, che ci può riprendere ed educare, allora lì ricominceremo a vivere il risveglio che Dio ha promesso. Abbiamo letto in questo versetto: Dio portò risveglio allo spirito di Giosuè, allo spirito di Zorobabele, allo spirito di tutto il popolo, a partire dal momento che loro hanno ricominciato a costruire un tempio per lo Spirito Santo. Fratelli, se noi vogliamo vivere un risveglio come cristiani, un risveglio come Chiesa di Cristo, questo risveglio noi non lo troveremo nella lode di una notte. Questo risveglio noi non lo vivremo in momenti meravigliosi come abbiamo vissuto prima. Non lo vivremo quando persone verranno a imporre la nostra mano su di noi e noi saremo inginocchiati, piangendo la presenza di Dio. Quella può essere una fiamma che può far partire un risveglio, ma il risveglio noi lo vivremo quando ricominceremo a costruire il Tempio dello Spirito Santo che abita dentro di noi. Finché noi non desideriamo questo e non cominciamo a vivere questo, non esisterà risveglio nella Chiesa. Non esisterà quel risveglio che Dio ha promesso, quel ravvivamento, quella potenza di fuoco per cui prima abbiamo cantato: battezzaci con fuoco e gloria. Noi non riusciremo a vivere questo pienamente finché non desidereremo avere un tempio restaurato dentro i nostri cuori. Amen. Fratelli, non so se la parola sta parlando con voi questa sera,
Ma dobbiamo intendere questo: non possiamo continuare a camminare come cristiani su questa terra con un tempio distrutto dentro di noi. Non possiamo. Lo Spirito Santo ha qualcosa di meraviglioso per noi. Voglio già terminare, chiamo il gruppo di lode, è molto più lungo di questo il libro di Ageo. Ma non possiamo continuare a camminare con un tempio in rovina, con un tempio lontano da essere quello del re Salomone. Non possiamo. Chi vuole vivere una tiepidezza spirituale potrà farlo molto bene, ma sarà lontano da vivere la volontà di Dio nella sua vita. Io desidero che ogni cristiano che è presente in questa sala, che ogni cristiano che è presente in questa chiesa, e vorrei che quelli di tutto il mondo potessero desiderare un tempio dello Spirito Santo restaurato dentro di sé, un tempio che dia potenza alla nostra parola, un tempio che dia potenza alle nostre mani, un tempio che dia potenza ad ogni passo che facciamo, un tempio dello Spirito Santo che ci permetta di vincere il peccato che ogni giorno ci affligge, un tempio dello Spirito Santo che ci dia la forza, la grazia di resistere alla carne, di affrontare il maligno, un tempio dello Spirito Santo che ci dia fuoco e gloria per fare la differenza in questo tempo. Questa è la volontà di Dio per la sua Chiesa. Io voglio invitarti a alzarti in piedi per terminare. Io so che in mezzo a noi ci sono fratelli e sorelle che in passato sono stati un tempio di Salomone, che in passato avevano incarichi di rilievo nelle chiese in cui andavano, che avevano un ministero potente per il regno di Dio. Il libro di Ageo va avanti, nel secondo capitolo c'è quello che forse è il versetto più conosciuto di questo libro, in cui Dio dice così: quando il tempio sarà ricostruito, puoi stare certo che la gloria della seconda casa sarà più grande della gloria della prima casa. Come ho detto, so che ci sono persone che hanno avuto un tempio di Salomone, che hanno vissuto momenti gloriosi alla presenza di Dio, momenti di potenza alla presenza di Dio, e forse è da mesi, anni che non stanno vivendo questo. Ma la parola di Dio è molto chiara questa sera: ricostruisci il tempio, perché la gloria che Dio ha per te, la gloria che Dio ha sul tuo ministero è molto più grande di quello che tu in passato hai vissuto, è più immaginabile di quello che tu hai vissuto negli anni scorsi. Non so da dove tu sei venuto, non so quali sono state le prodezze che hai compiuto nel nome di Gesù, ma ciò che la parola ci assicura è che ciò che Dio ha per noi è molto più grande di quello che abbiamo vissuto in passato. So che ci sono persone in mezzo a noi che sono state un tempio di Salomone, forse non perché avevano grandi incarichi ministeriali, ma perché hanno vissuto un tempo di vero ravvedimento alla presenza di Dio. Hanno vissuto momenti di vera intimità con Dio in passato. Hanno vissuto ore di pianto alla presenza di Dio. Hanno vissuto momenti ai piedi del loro letto, inginocchiati, chiedendo perdono a Dio per i loro peccati. Hanno vissuto momenti leggendo la parola, momenti di digiuno, momenti di intimità con Dio, che oggi non sono più in grado di vivere, perché hanno un tempio che ancora non è ricostruito.
ma anche per tutti quanti voi. La parola di Dio questa sera non è cambiata. La gloria della seconda casa sarà molto più grande della prima. Quello che tu puoi ancora vivere alla presenza di Dio è qualcosa che non puoi ancora immaginare, è qualcosa che Dio vuole farti riscoprire. Come ho detto, sono stato a questi leggendari la settimana scorsa e io mi sono convertito di nuovo. C'erano persone che mi dicevano: ma com'è possibile che tu sei pastore se stai vivendo oggi queste esperienze? Fratelli, quello che Dio ha per noi è molto più grande, è inimmaginabile, è qualcosa che oggi noi non possiamo capire, ma la gloria della seconda casa, per tutti coloro che vogliono vivere questa seconda casa, è molto più grande di qualsiasi cosa tu abbia mai visto, mai immaginato, mai vissuto nel tuo passato. Dio ha qualcosa per questa chiesa, ha un tempo meraviglioso, ha un tempo di rinnovo, ha un tempo di restaurazione, ha un tempo di trasformazione, ha un tempo di ravvedimento e di pentimento, ha un tempo di cambiamento di vita per molti, ha un tempo di restaurazione per le famiglie di questa chiesa, ha un tempo di crescita di figli in questa chiesa che crescano in spirito e in verità, ha un tempo di potenza spirituale sulle nostre vite, qualcosa che noi non possiamo intendere. Io credo che Dio voglia portare questa chiesa al di fuori dei propri confini, oltre i limiti di ciò che abbiamo già vissuto, a vivere veramente, totalmente per Lui, consegnandoci interamente a Lui. Ma se noi vogliamo fare questo, dobbiamo cominciare a ricostruire quel tempio che dentro di noi oggi non è a posto. Tutto ciò che c'è da sistemare dobbiamo cominciare a farlo oggi. Ritorna a vivere quella vita di preghiera, ritorna a piegarti ai piedi del tuo letto, ritorna a cercare Dio con tutte le tue forze, mettiti a disposizione sua per quello che Lui ha da fare in te e per mezzo di te, e vedrai un risveglio, vedrai un ravvivamento, vedrai la potenza di Dio e il suo Spirito riempire ogni vuoto che può esserci ancora nel tuo cuore, riempire la tua vita, la tua casa e portarti a vivere qualcosa che fino ad oggi non hai mai pensato possibile. Io credo questo. Tu credi questo? Credi che Dio può farti vivere questo? Comincia a vivere questo rinnovo, questa restaurazione, la ricostruzione della seconda casa nella tua vita, per te, per la tua famiglia, per il regno di Dio. Amen.